E che ricetta oggi, mamma? Gnocchetti con broccolo e lupini veraci. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Aglio, olio e lupini. E li fate aprire tutti. Aglio, olio e cerasiello e peperoncino e ci buttate i broccoli. Unite un pezzettino di sale ai broccoli. Stamattina tenevo voglia di mangiare qualcosa di mare ma anche di terra. Una squisitezza. Adesso rimuovete l'aglio dai broccoli e dai lupini. Ecco qua, adesso che il broccolo è bello morbido lo iniziamo a schiacciare finché non diventa una cremina. Prendete un colino e filtrate l'acqua dei lupini. Mo' armatevi di pazienza perché dovete sgusciare tutti i lupini e li mettete nell'acqua che abbiamo filtrato prima. Ecco qua, nella padella ci buttate il sugo e i lupini sgusciati. Insieme ci caliamo gli gnocchi. Poi si forma una bella cremina. Dobbiamo aspettare che si asciuga tutta l'acqua dei lupini. Prendete la crema di broccolo e la uniamo agli gnocchetti. Guardate qua, che cremina e che gnocco. E guarda, vedete? Assaggiamo. E se fate questa ricetta, scrivete a me nei commenti.